GR, giornale radio della Puglia. Natale in carcere per l'ex capo della protezione civile pugliese Lerario. L'inchiesta si allarga, tra gli indagati anche un funzionario della regione. Il sindaco di Ostuni annuncia ricorso dopo lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. La città non merita questo bollino, verranno mesi difficili. Covid, altri 664 contagi in Puglia, la regione resta a rischio moderato. Dei reparti di terapia subintensiva l'appello a vaccinarsi di chi lotta contro il virus. La legge regionale che istituisce i parchi di Costa Ripagnola e Mar Piccolo è illegittima, la norma bocciata dalla Corte Costituzionale. Le 7:18:52. Buon Natale e benvenuti al giornale radio della Puglia. In studio Danilo Giannese che vi parla, in regia Mauro Lorenzo per la collaborazione tecnica. Natale in carcere in attesa della convalida dell'arresto per l'ex capo della protezione civile pugliese Mario Lerario, accusato di corruzione nell'ambito della più vasta inchiesta sulla realizzazione dell'ospedale Covid nella Fiera del Levante. Sentiamo. La lente degli investigatori puntata sui costi lievitati per la costruzione dell'ospedale Covid in Fiera del Levante a Bari. Nasce da qui l'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ormai ex capo della protezione civile pugliese Mario Lerario, scovato dalla Guardia di Finanza mentre intascava 10.000 euro da un imprenditore edile. A tradire l'erario le intercettazioni ambientali autorizzate dalla Procura di Bari nell'ambito delle indagini sulla struttura in fiera. Inchieste incrociate che si allargano e che coinvolgono altri 7 indagati, il funzionario della regione Antonio Mercurio, responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'ospedale Covid in fiera, e 6 tra imprenditori e tecnici, tutti pugliesi, accusati a vario titolo di corruzione, falso e turbativa d'asta. Dopo i casi di Vitangelo Dattori, ex direttore generale del Policlinico Riundi di Foggia, finito ai domiciliari, e di Pietro Quinto, commissario della neonata Agenzia per la Prevenzione, una nuova bufera nel mondo della sanità pugliese che coinvolge uomini scelti dal presidente della regione Michele Emiliano. Sconcerto e amarezza il primo commento di Emiliano, incalzato dalle opposizioni. Ancora una volta malaffare in regione alla vigilia di Natale, denuncia il deputato di Forza Italia e commissario regionale del partito Dattis. Per Bellomo della Lega queste vicende sono la prova che mancano presidi anticorruzione, mentre Zullo di Fratelli d'Italia parla di sistema emiliano basato sulla gestione del potere. Emiliano si ponga domande sui criteri di scelta delle sue nomine, commenta la ricchia dell'opposizione 5 Stelle. Andrea Tedeschi, TGR Puglia. Ci spostiamo ora a Ostuni. Il sindaco Guglielmo Cavallo annuncia ricorso dopo lo scioglimento del comune per infiltrazioni della criminalità organizzata. La vicenda che ha portato allo scioglimento del Consiglio Comunale fa perno in particolare sull'affidamento di un parcheggio del litorale ad una società di Campi Salentina interessata nell'estate del 2020 da un'interdittiva antimafia della prefettura di Lecce, un provvedimento ingiusto che colpisce la città. La replica del sindaco Guglielmo Cavallo, che annuncia ricorso e riguardo alla concessione incriminata parla di caso unico e ampiamente spiegato. Non ci sono stati né infiltrazioni né condizionamenti dell'amministrazione, questo lo posso dire, posso andare a testa alta su questo. Nessuno mai ci ha condizionato nel nostro agire amministrativo e politico. Non è stato così invece per la commissione ispettiva della prefettura di Brindisi, la cui istruttoria ha condotto alla decisione emanata dal governo su proposta della ministra dell'Interno Lamorgese, in cui si parla di accertati condizionamenti della criminalità sull'amministrazione comunale. In provincia di Brindisi si tratta del secondo caso di scioglimento per presunte infiltrazioni mafiose del 2021. A marzo era toccato al comune di Carovigno. Ora l'amministrazione della Città Bianca passa nelle mani dei commissari, che resteranno in carica 18 mesi. Gianluca Lovagnini, TGR Puglia. Veniamo agli aggiornamenti sulla pandemia. Dal 27 dicembre al via le prenotazioni della terza dose per i giovani di 16 e 17 anni, nonché per i ragazzi con elevate fragilità tra i 12 e i 15 anni. Occhi sempre puntati sull'andamento dei contagi, ma la Puglia, almeno per il momento, resta tra le regioni italiane con l'incidenza più bassa. Sentiamo. La Puglia è tra le regioni a rischio moderato, con alta probabilità di progressione a rischio alto, è quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità del Ministero della Salute. L'indice RT è di 1,18. Ad attestare l'aumento dei contagi anche i report delle singole ASL. Nel Barese in particolare risultano in crescita di oltre il 38% tra il 13 e il 19 dicembre. L'incidenza nella nostra regione resta comunque tra le più basse d'Italia.
nel periodo 17-23 dicembre e di 127,6 casi ogni 100.000 abitanti a livello nazionale, supera quota 350. Nell'ultimo bollettino regionale i nuovi contagi sono 664 su oltre 45.000 test, con un tasso di positività dell'1,5%. Si è registrato un decesso, le persone ricoverate sono 195, di cui 27 in terapia intensiva. Prosegue anche nei giorni di festa la campagna vaccinale, 12 GAB operativi nel Barese nel giorno della vigilia. A Natale in programma un Open Day nel centro vaccinale di San Michele. Gli over 18 potranno ricevere senza prenotazione prime dosi o richiami. Claudia Bruno, TG Puglia. Rimaniamo in tema Covid per andare a sentire come pazienti e infermieri stanno trascorrendo questo Natale nei reparti di terapia subintensiva. Il loro è un appello forte a vaccinarsi per evitare le conseguenze peggiori del virus. Mezzanotte ci diamo gli auguri di Natale. Perché senza di loro noi non possiamo andare avanti. Agli infermieri, io non avrei proprio immaginato di trovare una famiglia così. Credo non è una questione economica, perché questi poverini sono tutti a tempo determinato. Il primo pensiero dei pazienti è la gratitudine per medici e infermieri. È Natale, come cercherete di viverlo con loro? Nella maniera più tranquilla possibile, facendo in modo che comunque loro percepiscano comunque un senso di famiglia e di affetto. Chi è stato ricoverato in reparto pensa costantemente ai propri cari e teme per la loro salute. Ma tu come ti senti? Io sto bene, sto sintomo. Ma nei pensieri di chi lotta contro il Covid ci siamo anche tutti noi. Festeggiare sì, ma in sicurezza. La movida serale la devono proprio dimenticare. Devono fare molta attenzione. Le mascherine fanno la differenza. Quello che noi chiediamo a gran voce è di rispettare quelle che sono le normali norme. Non abbassare mai la guardia. In terapia intensiva cambiano molte cose. Qui i pazienti non sentono e non vedono nulla, sono sedati e non respirano neanche, lo fanno le macchine per loro. Qui la medicina attenta veramente alle ultime carte. Sì, qui i pazienti sono i più critici, quelli che sono più gravi. Voi in continuazione rigirate i loro corpi, ci vogliono 5 persone per ogni paziente. Sì, noi abbiamo purtroppo questa necessità di doverli girare per migliorare la loro ossigenazione. Siete stanchi? Sì, siamo stanchi. Renato Piccoli, TGR Puglia. Notte di Natale piuttosto tranquilla in tutta la regione, secondo quanto riferito da Polizia Stradale e Vigili del Fuoco, unica eccezione a Lecce, dove sulla tangenziale est un 28enne è finito fuori strada con la sua auto e ricoverato in codice rosso al Vito Fazzi. Sanguinosa rapina ieri pomeriggio a Canosa, poco prima della chiusura dei negozi. 2 individui hanno tentato di svaligiare un supermercato. Il titolare ha reagito e i rapinatori gli hanno sparato alle gambe. Le sue ferite sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Bollata dalla Consulta come anticostituzionale la legge regionale che ha istituito il Parco regionale di Costa Ripagnola e quello del Mar Piccolo. Per i giudici della Corte Costituzionale quella norma viola il piano paesaggistico adottato dalla stessa regione. Fine della storia o solo dell'ennesima puntata per il Parco Naturale Regionale Costa Ripagnola? La sentenza della Corte Costituzionale numero 251 ha accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri presentato circa un anno fa, dichiarando l'illegittimità costituzionale di alcuni degli articoli della legge della Regione Puglia numero 30 del 21 settembre 2020 che ha istituito i parchi naturali regionali Costa Ripagnola, Polignano a Mare e Mar Piccolo a Taranto. All'origine della vicenda il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di un contestato resort in area protetta avversato da ambientalisti e associazioni di cittadini, i pastori della costa, quella principale. Successivamente la complessa vicenda ha visto nascere un comitato di scopo, quello dei gabbiani di Costa Ripagnola, che hanno direttamente invitato Presidenza del Consiglio e ministeri competenti a impugnare davanti alla Suprema Corte la legge pugliese in questione. La sentenza sancisce il principio della prevalenza del piano paesaggistico rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, in nessun modo derogabile a opera della legislazione regionale. La legge 30 del 2020 della Regione Puglia sarebbe in contrasto con il Codice dei beni culturali e invaderebbe un ambito di esclusiva competenza statale, è scritto. Giovanni Matera, TGR Puglia. E ora sentiamo che tempo ci aspetta in questo Natale con il nostro esperto di Rai Meteo.
Buon Natale a tutti da Alex Guarini di Rai Meteo. Condizioni atmosferiche tutto sommato soleggiate nella prima parte di oggi sulla Puglia, ma con tendenza a progressivo aumento delle nubi nella seconda parte della giornata, soprattutto sul Foggiano, a tratti anche sulla Bat. Saranno nubi in prevalenza alte e sottili, di scarsa consistenza, che non daranno luogo a piogge. Quindi potremo lasciare a casa gli ombrelli, con temperature in ulteriore aumento, massimi anche particolarmente miti, superiori alla norma, raggiungeranno i 17-18 gradi. I venti saranno in rinforzo da scirocco, qualche raffica sul versante ionico, qui il mare tenderà a divenire molto mosso, ancora poco mosso invece l'Adriatico. Nella giornata di Santo Stefano, ulteriore intensificazione della nuvolosità, con qualche pioggia in arrivo nel corso della serata sul Foggiano, localmente anche tra Tarantino, Brindisino e Leccese. Queste piogge preannunceranno un peggioramento più consistente atteso nella giornata di lunedì 27 dicembre. Con questo è tutto. Da Rai Meteo l'augurio di una buona giornata e di un sereno Natale. E prima di salutarvi, le anticipazioni del settimanale della TGR in onda alle 12:25 su Rai 3. Torna il settimanale in questa puntata. Dal ristorante all'asporto, a Milano menù e scelte per il pranzo di Natale. A Isernia il primo albero natalizio in merletto a tombolo. Il Natale a casa del signor Alfredo un anno dopo il Covid e la terapia intensiva in ospedale a Milano. Santo Stefano di Sessagno, piccolo borgo medievale rinato col turismo rurale. Il mondo visto attraverso la pioggia nelle fotografie di Giovanni Pepi. Nelle serre della Versilia, dove si coltivano le stelle di Natale, consigli per curarle in casa. A Bergamo con Robby Facchinetti, dai Pooh al nuovo album con un'orchestra sinfonica. Oggi nel settimanale 12:25 Rai 3. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio della Puglia. Noi torniamo alle 12:30, sempre qui su Radio 1. Da Danilo Giannese in studio e Mauro Lorenzo in regia. Grazie per essere stati con noi e soprattutto buon Natale. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Puglia.